Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG che apriamo con la cronaca. Aveva 40 anni Michael Addai, vittima ieri sera del tragico incidente stradale sulla Pontebano, nel quale ha perso la vita travolto in bicicletta da un'auto a San Vendemiano poco prima delle 21. A investirlo un 24enne macedone che stava rientrando da una manovra di sorpasso, che ora è indagato per omicidio stradale. Ghanese, residente in paese il quarantenne, lavorava in un'azienda di mobili a Pieve di Soligo. Sul posto i carabinieri e la polizia locale. E ora vi raccontiamo di una spaccata avvenuta alla farmacia Santa Cristina, Quinto di Treviso. Un 32enne residente a Morgano è stato arrestato dai carabinieri, potrebbe essere responsabile anche di altre spaccate. Ha sfondato con asce e martello una parte della vetrata dell'ingresso della farmacia Santa Cristina, poi ha fatto irruzione rubando dalla cassa 270 euro. Il malvivente è fuggito in sella ad una bicicletta, immediata la segnalazione del furto. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviso. Poco distante sulla Nualese, i militari dell'Arma hanno notato un uomo su una due ruote con atteggiamento nervoso e reticente. Si tratta di un 32enne residente a Morgano. L'uomo, gravato da precedenti di polizia, è stato fermato. Addosso gli è stato trovato il denaro asportato, occultato all'interno di un sacchetto riconducibile alla stessa farmacia. Il 32enne è stato arrestato in flagranza di reato. Il danno arrecato alla farmacia è attualmente in corso di quantificazione. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno fornito ulteriore riscontro probatorio all'attività investigativa. Sequestrati i soldi e gli arnesi utilizzati per il colpo, il martello e l'ascia. Ultimate le attività di rito, l'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione dei carabinieri di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo per direttissima che si è concluso con la convalida dell'arresto e la misura degli arresti domiciliari. Gli accertamenti dei carabinieri per accertare se il 32enne sia responsabile di altre spaccate e furti non solo nella zona ma anche a Treviso. Fra l'altro, proprio a 200 metri di distanza dalla farmacia lunedì, sempre nella notte, è stato messo a segno un furto in un bar con le stesse modalità. La preoccupazione degli esercenti. Voi siete venuti qua ed era una zona tranquilla, adesso è un po' disastro, una settimana è già successo 2 volte, abbiamo tanto paura, diciamo. Noi abbiamo l'allarme, abbiamo videosorveglianza, abbiamo tutto quasi, ma chissà cosa succede. Fra l'altro in zona ci sono stati degli sbalzi di corrente che hanno creato ancor più allarmismo. Era comparso sul telefono che l'allarme era stato disattivato per riattivato. Quindi qualsiasi cosa mette preoccupazione. Sì. Infatti noi veniamo subito. Sempre a Treviso si è verificata una violenta rissa, pugni e calci nel bus 120 e in ospedale è finito un 30enne disabile ed ora caccia al giovane fatto scendere a Santa Maria del Rovere. Momenti di paura all'interno del bus 120 Vittorio Veneto Treviso, all'altezza degli istituti scolastici di Lancenigo, sono salite diverse persone. Ad un tratto, per motivi ancora da chiarire, fra due passeggeri è iniziato un violento litigio. Un 30enne disabile residente a Treviso ed un giovane. Dalle parole ai fatti sembra che il primo ad alzarsi sia stato il 30enne, ma poi la situazione è degenerata. Calci, pugni e spintoni sotto gli occhi impauriti delle persone presenti. Sul bus in quel momento, oltre all'autista, anche un collega della MOM che si è accorto di quanto stava accadendo ed ha cercato di mettersi in mezzo per evitare il peggio. Alla fermata di Santa Maria del Rovere di fronte alla chiesa il giovane è stato fatto scendere mentre il 30enne è rimasto lì all'interno. È stato soccorso, è stato protetto dai 2 autisti che hanno fatto sicuramente il loro dovere perché hanno fatto bene, sono intervenuti in maniera veloce, hanno arrestato il mezzo, hanno chiamato i carabinieri e quindi hanno posto fine a questa aggressione. L'autista ha chiuso le porte ed ha continuato la corsa fino alla stazione delle Corriere, dove ad attendere il bus c'erano carabinieri e un'ambulanza del suo M118. Il 30enne è stato soccorso dai sanitari e portato in ospedale a Treviso per essere medicato. Devo ringraziare ovviamente gli autisti che si sono comportati nel modo più corretto e sono veramente fiero di avere persone che fanno un servizio di trasporto pubblico, che hanno a cuore anche
ovviamente nella salute e l'incolumità delle persone che sono a bordo. I carabinieri, allertati dagli autisti, hanno immediatamente visionato le telecamere del bus per chiarire la dinamica del grave fatto e per identificare il ragazzo che, fatto scendere a Santa Maria del Rovere, si è poi allontanato. Questo è l'ennesimo episodio violento a bordo di un bus. Abbiamo fatto una riunione anche poco tempo fa con il prefetto e col questore, stanno facendo il possibile e l'impossibile. Diciamo che i nostri mezzi adesso quasi la totalità hanno tutte le tecnologie moderne, abbiamo cambiato i mezzi di recente, tra il 2025 e il 2026 cambieremo metà parco mezzi, sono tutti dotati di tutti i sistemi di sicurezza, telecamere interne ed esterne, quindi io direi che sia le forze dell'ordine che anche noi più di così non è che possiamo fare. Ed ora parliamo di Legionella e andiamo da Luisa Bertini a Noventa Vicentina, perché nel territorio comunale sono state attivate delle misure precauzionali su 2 scuole dell'infanzia. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Ringrazio il sindaco Mattia Veronese di Noventa Vicentina per essere con noi, proprio perché ci parlerà appunto di questo avviso che ha diffuso sui social per misure di sicurezza che sono state prese in termini precauzionali, in realtà su 2 scuole dell'infanzia. Di cosa si tratta e perché è partita questa misura preventiva di sicurezza? Allora, intanto sono controlli che vengono fatti periodicamente in tutti gli edifici scolastici del territorio, in accordo ovviamente con l'ULSS e con il nostro ente gestore che è Viacqua. E su 2 edifici praticamente controllati è emerso che alcuni parametri davano praticamente alcune ipotesi di presenza di Legionella. Di conseguenza è partito subito un protocollo, tra l'altro in accordo sia con l'ufficio igiene dell'ULSS sia con Viacqua, in cui subito siamo intervenuti per pulire e per rendere praticamente sanificati i locali dei bagni e del punto cottura. Tra l'altro il punto cottura che abbiamo immediatamente chiuso, finché non verrà fatta una pulizia più generale, voluta ulteriormente da noi come amministrazione comunale con una ditta specializzata, i pasti verranno recapitati direttamente dal centro cottura, quello centrale. Per quanto riguarda la comunicazione, abbiamo deciso immediatamente anche con la preside di avvisare famiglie in generale, tutta la cittadinanza e gli operatori ovviamente scolastici, comprese le maestre, che tutto è sotto controllo. Tra l'altro l'ULSS non ci ha detto di chiudere nulla perché, ripeto, era solamente una precauzione e di conseguenza questo è stato fatto. Quindi rassicuriamo le famiglie, non c'è nessun tipo di contagio e non c'è neanche nessun tipo di rischio. Esatto, ripetiamo che su quelle 2 scuole lì c'è stato solamente un protocollo che ha allertato sostanzialmente alcune attività di sanificazione in più. Per quanto riguarda invece gli altri edifici scolastici, perché tanti genitori mi hanno anche chiesto com'è la situazione, quindi ribadisco, alle medie di via Marconi piuttosto che la Berta Pelle, che è la primaria del centro, la di Amicis di Saline, la paritaria di via Cesare Battisti, la Vita Gioiosa, piuttosto che il Nido, sono tutti quanti controllati e lì non c'è assolutamente nessun problema. Ecco, per quanto riguarda Noventa Vicentina, io ringrazio il sindaco per essere stato con noi e restituisco la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini in collegamento da Noventa Vicentina con la collaborazione tecnica di Andrea Benetti. E dal Vicentino noi ci spostiamo nel Padovano, andiamo a Campo San Martino per il tradizionale ritrovo della politica veneta organizzato come ogni anno dall'ex presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, che in occasione della Magna Porcazio richiama i politici di tutta la regione. Quest'anno è la prima edizione dopo la fine dell'era Zaia. Noi ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentina e Francesco Ratai. A te Valentina. Sì, buongiorno da Campo San Martino, siamo proprio con il gran cerimoniere di questa giornata che ormai è giunta alla 32esima edizione. Stiamo parlando della Magna Porcazio, questo grande pranzo che riunisce la politica di tutto il Veneto, storici, anche più nuovi esponenti della politica, messi insieme da Clodovaldo Ruffato, ex presidente del Consiglio regionale, che con i numeri di oggi, di questa giornata, potrebbe esserci addirittura una seduta del Consiglio regionale. Beh, tra consiglieri nuovi e consiglieri delle passate legislature abbiamo il numero legale per fare una seduta del Consiglio. Non è sicuramente un raduno politico, assolutamente, è un raduno di amici di entrambi gli schieramenti, destra, sinistra, centro, a
amanti della buona cucina, amanti delle tradizioni, e facciamo questo evento ormai da 32 anni appunto per valorizzare le nostre tradizioni e la nostra cultura veneta e contadina. Poi parleremo anche dello scopo benefico di questo evento, però le volevo chiedere, 330 persone, chi c'è? Quali sono i nomi più famosi? Ma io non voglio far torto a nessuno, per me sono tutti amici e sono tutti famosi. Però abbiamo, dovrebbe arrivare l'ex governatore Giancarlo Galan, poi abbiamo tanti consiglieri regionali, assessori attuali come Elisa Venturini che dovrebbe arrivare, o Filippo Giacinti, ma anche opposizione. Ma sì, c'è Galan, c'è Gava, sono tutti quelli che amano la buona cucina, ma soprattutto amano stare in compagnia, serenamente, in amicizia. Ecco. Io della mia esperienza che ho fatto in Consiglio regionale non ho lasciato nessuno che non mi saluti, anzi quando ci vediamo ci abbracciamo, che sia di destra o di sinistra, che fosse all'opposizione, in maggioranza, non cambia assolutamente nulla. Dicevamo, c'è anche uno scopo benefico e volevamo mostrare questo libricino che tiene in mano, ce lo può raccontare poi a chi sarà devoluto anche un contributo di questa giornata? Questa iniziativa è fatta per raccogliere fondi, come tante iniziative che organizzo con l'associazione Realtà Veneta, raccogliere fondi a favore della Fondazione Città della Speranza. Anche in questa occasione raccogliamo fondi con questa finalità, vendiamo gadget, magliette e quant'altro, e abbiamo approfittato della presenza del figlio di Andrea Zazzotto, Fabio, per innanzitutto riscoprire il poeta Zazzotto, riscoprirlo, farlo scoprire alla gente, e vendiamo sempre a finalità benefiche il suo poemetto in dialetto veneto, I misti eroi, con le illustrazioni, litografie di Augusto Murrer, due grandi che hanno lavorato per questa opera, per questo poemetto che molto probabilmente è anche poco conosciuto, ma è una cosa stupenda. C'è una nuova giunta regionale da poco insediata, un nuovo consiglio regionale. Da esponente, diciamo, storico della politica veneta, che consiglio si sente di dare a questo nuovo cammino della regione? Io credo che qualsiasi bravo politico deve sapere ascoltare la gente, poi non si può sempre dire di sì, ma quando c'è l'impegno e il fatto di interpretare le richieste della gente, sarà sicuramente una buona amministrazione. Grazie allora Clodovaldo Ruffato, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentini, in collegamento in diretta da Campo San Martino in provincia di Padova con la collaborazione tecnica di Francesco Ratai, e noi ci spostiamo invece a Treviso per un altro grave fatto di cronaca che si è verificato in città, una tentata rapina in un ristorante cinese che, se non erro, è stata sventata anche grazie all'intervento dei clienti. Abbiamo in collegamento Lina Paronetto, è così Lina? Sì, buongiorno Filippo, esattamente. Tra l'altro dobbiamo dire, siamo qui in diretta dalla Chiesa Votiva, quartiere appena fuori le mura di Treviso, nella zona, per capirsi, dell'ospedale che poi porta a Sant'Antonino. Zona molto frequentata, lo vedi anche dal traffico di questo sabato mattina. Il ristorante in questione, il Ya Yuan, storico, è qui da diversi anni, e chi lo gestisce in questo momento ci diceva che è la prima volta in 12 anni che capita una cosa del genere. Giovedì sera intorno alle 21, con diversi clienti che stavano mangiando in sala, un individuo ha tentato una rapina in maniera anche piuttosto maldestra, dobbiamo dire, sciarpa tirata su sul volto, cappuccio alzato, ha spinto la titolare che era al banco dicendole dammi i soldi, voleva evidentemente i soldi in cassa. Lei si è messa a gridare, i clienti in sala hanno reagito, 2 o 3 lo hanno bloccato, altri chiamavano i carabinieri, e così è stato consegnato questo soggetto, un 40enne residente nella provincia di Treviso, probabilmente con problemi di dipendenza, è stato consegnato ai militari e sarà appunto denunciato per tentata rapina.
Quello che è interessante naturalmente è il fatto che è l'ennesimo episodio, purtroppo, perché sappiamo bene, lo stiamo raccontando da ben prima delle feste di Natale, gli esercizi commerciali della città, parliamo di negozi, salone di parrucchiera, sono effettivamente presi di mira da soggetti, spesso e volentieri anche singoli, che commettono per lo più spaccate, furti anche lasciando dietro di sé danni. Qui abbiamo addirittura una tentata rapina. Il tema sicurezza è senza dubbio di stretta attualità in città. Treviso naturalmente non è una città insicura in senso generale, una città in cui la criminalità ovviamente imperversa senza controllo. Certo, di fatto rispetto al passato naturalmente una cittadina piuttosto tranquilla come Treviso si trova invece a fare i conti con una nuova piccola criminalità che disturba la quotidianità non solo delle attività economiche ma naturalmente anche dei cittadini, e infatti sappiamo che a Treviso si torna anche a parlare di zona rossa nella zona della stazione, che non è molto lontana da qui. Sta per passare un'ambulanza, siamo nella zona dell'ospedale, portate pazienza per l'audio. Direi di approfittare allora per mandare il video di un consigliere comunale di maggioranza che parla a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, Carlo Alberto Correale, che il sindaco in questi giorni ha chiesto di rendere noto il cronoprogramma di installazione delle telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale, proprio per aumentare, lui dice, quella che è la sicurezza anche percepita da parte dei cittadini e naturalmente anche degli operatori economici. So che abbiamo già mostrato nel corso di questa edizione di Focus TG il servizio sulla spaccata a Quinto di Treviso dell'altra notte, altro episodio che testimonia come il problema non sia solo del capoluogo ma anche dei comuni della cintura urbana. Sentiamo cosa ha chiesto Fratelli d'Italia in questo video e con questo contributo qui dalla Chiesa Votiva io e Tommaso Migot restituiamo la linea allo studio. Fratelli d'Italia Treviso ha chiesto alla maggioranza che governa la città, di cui facciamo orgogliosamente parte, di conoscere nel dettaglio quale sia il cronoprogramma per l'installazione delle telecamere su tutto il territorio comunale. Abbiamo collaborato in questa richiesta con il sindaco Mario Conte, che ringrazio e con cui si lavora sempre in un clima di grande sinergia e stima reciproca, di conoscere anche quali siano i tempi per ricevere i fondi a livello statale per l'installazione di questi strumenti che fanno sentire sicuramente maggiormente sicuri tutti i cittadini trevigiani. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la sicurezza percepita. E allora adesso ci trasferiamo invece nuovamente in provincia di Vicenza, a Romano Dezzelino, dove la questione che tiene banco è quella di un parco agrivoltaico. Non sono tutti esattamente d'accordo, a partire dal sindaco. Io vedo che in collegamento con noi c'è già Vanessa Banzato con Simone Bontorin. A te la linea, Vanessa. Buongiorno a te Filippo e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sì, come hai detto tu, c'è il rischio che possa venire realizzato un impianto agrivoltaico proprio alle nostre spalle. Quella è un'area conosciuta come area Fratelli Cristiani perché è di proprietà proprio della congregazione dei Fratelli Cristiani. Siamo a Spin di Romano Dezzelino per l'esattezza, un'area su cui sono stati posati gli occhi in questi decenni da tantissime realtà, un'area che il comune con cui il comune aveva avviato proprio un processo di acquisizione, poi è andato tutto quanto in fumo, ma si parla di ormai decenni fa, e adesso è stata acquisita dalla Zilio Group, che è un'azienda tra l'altro che è dedita proprio alla posa di impianti fotovoltaici, come il sindaco Simone Bontorin, perché quello della realizzazione di un impianto agrivoltaico non è l'unica cosa che preoccupa il comune. È un'area verde enorme, vastissima, un punto davvero importante, un polmone verde, possiamo definirla così, per il comune, ma in realtà per l'intero territorio. Paura dell'impianto, ma non solo. Sì, buongiorno a tutti. Si tratta di un'area di 20 ettari, quindi un'area molto importante che è proprio incastonata all'interno del territorio del comune di Romano Dezzelino, ed è l'unica area verde con queste stesse caratteristiche che esiste
nella pedemontana veneta, di conseguenza ha un valore paesaggistico ma soprattutto intrinseco enorme, e il valore intrinseco è derivante dal fatto che si trova in un'area molto urbanizzata e l'avere 20 ettari di verde a disposizione, sebbene privati, è una situazione che comunque tranquillizza tutti quanti. Circa 20 anni fa, 25 anni fa, quest'area era stata oggetto di una variante urbanistica molto importante che prevedeva la sua trasformazione con una cessione di metà al pubblico per farci i suoi servizi, dal municipio ai distretti sanitari, stiamo parlando degli anni 2003-2004, e l'altra metà dedicata all'investimento anche speculativo dei privati e di conseguenza con edifici alti anche 7-8 piani. Di conseguenza un rischio di congestionamento non solo viabilistico ma anche di tutta quest'area, che è effettivamente molto importante. Sarebbe diventata davvero una colata di cemento a questo punto? Sì, per noi di Romano sarebbe stata replicare il quartiere Cristallo che abbiamo qui a Fellette, che comunque dimostra di avere avuto nel tempo delle problematiche proprio di questo tipo. Quindi negli anni poi c'è stata una sorta di contenzioso e una serie di contenziosi con la congregazione, perché la variante urbanistica aveva un'efficacia e il comune ha preteso l'IMU, l'ICI prima e l'IMU dopo, per tutti questi anni. Nel 2023 abbiamo raggiunto un accordo e a fine 2025 hanno pagato tutti i 2,5 milioni di euro di credito che il comune aveva, e dopo c'è stato questo trasferimento di proprietà, o meglio un atto preliminare di proprietà. Atto preliminare che prevede anche che il privato sia obbligato a parlare con il comune. Certo. Il comune cosa intende dire? Come intende proprio rispondere alla possibilità di realizzare questo impianto agrivoltaico? Ce ne stiamo occupando tra l'altro di questa questione da tantissimo tempo, perché il rischio è anche a Rosà, nel territorio comunale di Rosà. Si tratta di un'area che deve essere totalmente ripianificata. Abbiamo avuto un'assemblea pubblica pochi giorni fa e dalle voci di paese ci è arrivata questa domanda. In queste settimane abbiamo ricevuto delle richieste di incontro con la nuova potenziale proprietà che da una parte è interessata ad addivenire a un accordo, dall'altra non ha ancora colto quella che è le regole di ingaggio, quindi da che basi, da che regole partiamo, qual è l'edificabilità di quest'area. Ad oggi per il comune è zero, tranne i fabbricati che ci sono all'interno, che sono le scuole esistenti, la palestra, l'edificio delle stalle e qualche altro edificio tecnico. Di conseguenza stiamo parlando di un qualcosa che, guardando da Google Maps, tutti riescono a vedere. Si parla invece di un investimento diverso da parte del privato, ci deve ancora proporre qualcosa di formale e ufficiale, ma è evidente che l'unica domanda a cui tutti dobbiamo rispondere è: ma qual è il beneficio che i cittadini di Romano avranno, e non solo i cittadini di Romano, nel caso in cui quest'area venisse trasformata? Quindi il tema è il beneficio che la comunità deve avere e la tutela di questo bene, che per noi è un bene sì privato, ma che ha una potenzialità e un'importanza veramente strategica. Lei non intende fare marcia indietro assolutamente per la tutela proprio del suo territorio? Beh, la tutela del territorio è uno dei compiti che è affidato al sindaco, che chi ha deciso di prendere questa strada votando noi ha voluto portare avanti. Questa è una cosa sulla quale non abbiamo fatto marcia indietro. Il beneficio che il comune potrà avere potrà essere dei percorsi, potrà essere degli spazi pubblici, certo, ma non a qualsiasi costo, quindi non è che caleremo i pantaloni, scusate il termine, per avere la maggior parte di area e in cambio dare un'edificabilità mostruosa, assolutamente no. Quindi proprio per questo motivo abbiamo già dato una idea di massima di quello che era anche già presentato in passato in altre assemblee, con il mantenimento della gran parte del verde, perché è questo che ci interessa: avere un'area agricola magari transitabile dalle persone, che sia fruibile magari con quel termine che sono i cavini, quindi le strade interpoderali, che permetta a tutti di passarci, una ciclabile disponibile per noi, perché passare da sud a nord e viceversa del comune è complicato, e soprattutto la tutela di questo polmone che ha visto tantissime persone frequentarlo quando le scuole erano aperte e che ormai dal 2008 è chiuso ed è impossibile accedervi per il pubblico. Insomma, Filippo, hai sentito, c'è davvero una ferma linea che vuole portare avanti il sindaco di Romano Dezzelino per quanto concerne l'area alle nostre spalle, l'area Fratelli Cristiani, così come c'è questa ferma linea posizione da parte di tutti i sindaci su cui potrebbe gravitare un impianto agrivoltaico a ridosso dei comuni di Rosà, di Cartigliano e di Tezze. Una linea ferma per la tutela assoluta dell'ambiente. Da Romano Dezzelino
bambino. È tutto, ti ricedo la linea Filippo. Grazie a Vanessa Banzato, in collegamento in diretta da Romano Dezzelino con la collaborazione tecnica di Renzo Rigone. Noi ci spostiamo nel bellunese a San Vito di Cadore per trattare una delle vicende che sta facendo maggiormente discutere in questi giorni. Autista sospeso, bambino rasserenato, ma quanto accaduto non deve mai più succedere a nessuno. Ce lo dice la mamma del piccolo, lasciato a piedi dalla corriera di linea per questioni di biglietto. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, è intervenuto anche lui su questa questione e ha detto bene l'inchiesta della procura. Continua dirompente l'eco mediatico in relazione all'episodio del bambino lasciato a piedi. Dolomiti Bus ha espresso sollievo avendo appreso che per lui non ci sono state serie conseguenze e che sta bene, precisando che la corsa in questione era stata effettuata a seguito di regolare autorizzazione dall'azienda La Linea SPA, che a sua volta esprime profondo rammarico per quanto accaduto e che ha avviato degli approfondimenti, mentre il conducente interessato, suo dipendente, è stato prudenzialmente sospeso dal servizio. La mamma riporta le cose ad un clima di ritrovata serenità. Adesso Riccardo per fortuna sta molto meglio, ha patito molto freddo e quindi per il giorno successivo all'evento è stato a casa a letto, bello al caldo, e adesso si è ripreso. Ha trovato giovamento in tutto questo sostegno sia dalla parte dei suoi amici ma sia dalla parte dei media, e devo dire che questa cosa l'ha rincuorato, risollevato, si è sentito capito e non si è sentito solo soprattutto. Quindi direi che la conclusione a lieto fine, e spero che questa esperienza serva perché non succeda mai più a nessun altro bambino. Molte le reazioni. L'assessore regionale trasporti e mobilità Diego Ruzza ha dichiarato che al di là delle rispettive responsabilità sulle quali sarà fatta luce dalle indagini, si tratta prima di tutto di una questione di buonsenso e sensibilità. Il comportamento più corretto e sicuro sarebbe stato quello di accompagnare il bambino a destinazione e solo successivamente richiedere alla famiglia la regolarizzazione del titolo di viaggio. Trovo che dovremmo usare un po' di buonsenso e anche un po' di consapevolezza. Un bambino sempre non si lascia da solo, mai. La rete degli studenti medi di Belluno, infine, definisce inaccettabile quanto accaduto, non solo perché uno studente di soli 11 anni ha dovuto camminare per quasi 6 chilometri sotto la neve, arrivando a casa con un principio di ipotermia, ma soprattutto perché non era sprovvisto di biglietto, visto che aveva con sé il carnet di biglietti da 2,50 €. E allora per le ultime novità ci colleghiamo in diretta a Belluno con Fabio Fioravanzi, che vedo già in compagnia di Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno. Buongiorno. Precisiamo, non siamo a Belluno ma siamo a Longarone, perché Roberto Padrin è sì il presidente della provincia ma è anche il sindaco di Longarone, ci ha accolto nell'ufficio dove fa il sindaco per commentare questa vicenda davvero tra l'increscioso e l'incredibile. Bravo, tra l'increscioso e l'incredibile, ovviamente siamo un po' ancora scossi, devo dire la sincera verità, soprattutto dell'attenzione mediatica che questo evento un po' ha colpito anche indirettamente il territorio della provincia di Belluno. L'autista si è comportato in maniera irresponsabile, a dir poco, e le conseguenze sono state quelle che tutti avete visto. Oggi ho letto le scuse pubbliche, che sono almeno un primo atto di ammissione di responsabilità, dopodiché tutto quello che succederà dopo sarà in capo a chi ovviamente dovrà intervenire. C'è parrebbe un procedimento anche a livello di procura. Io questo non lo so, è chiaro che poi quando accadono eventi del genere ci saranno poi delle indagini in corso e si cercherà di capire fin dove la sua responsabilità arriverà e quali conseguenze dovrà subire. Io, ripeto, non riesco a pensare che quest'uomo, questo autista sia una persona cattiva. Com'è secondo lei che uno può fare una cosa così insensata? E questa è una bella domanda, sinceramente. Forse non si è veramente reso conto della gravità della cosa, prendendo alla lettera magari le modalità di applicazione della bigliettazione, senza rendersi conto che invece prima di quelle c'era un minore che veniva lasciato a piedi e poteva veramente trovarsi in situazioni molto delicate. Quello che posso dire è che se dobbiamo trasformare questo evento da estremamente negativo e totalmente
condannabile a qualcosa di positivo, mi auguro che questo possa essere di esempio anche per altri autisti che dovranno affrontare situazioni simili e si rendano conto che ci vuole prima di tutto la responsabilità della persona e dopodiché le conseguenze arriveranno dopo. Infatti la mamma Sole, nel raccontarci questo episodio ieri, ci diceva: il bambino si è sentito confortato da sentire la vicinanza un po' di tutti, amici, conoscenti, anche dei media, anche delle autorità, per fortuna sta bene, e quello che lei si augura, visto che c'è stato un happy end, che quello che è accaduto serva perché non accada mai più. E sono le parole che abbiamo condiviso insieme quando ieri l'ho chiamata, e questo è un po' il messaggio che cerchiamo di dare e che vogliamo dare, ripeto, da una situazione estremamente negativa e trasformarla in qualcosa che possa servire ed essere utile. Ma visto che il bambino aveva un blocchetto di biglietti da 2,50, non poteva usare più di un biglietto per coprire la cifra? Queste sono delle considerazioni che la logica le prevede, ma che poi dal punto di vista, se tu non hai quel tipo di tagliando che è quello olimpico, tu di fatto non potevi salire in quel pullman. Adesso noi stiamo cercando, e anzi abbiamo trovato delle soluzioni alternative anche per far fronte a situazioni limite come quelle che sono accadute l'altro giorno. Perché ci sono parecchie polemiche, le abbiamo lette, ce ne sono anche quest'oggi sulla tariffazione, sul fatto che si paghino poi 10 euro per qualunque tratta chilometrica. Mi sembra che in questo senso ci sia proprio un suo comunicato come Presidente di quest'oggi, perché c'è qualche novità. Io penso che un amministratore responsabile deve affrontare tutte le situazioni e anche modificare se ciò lo permette. Noi abbiamo fatto tutta una serie di verifiche dal punto di vista tecnico, giuridico, economico, per capire se era possibile invertire la rotta almeno per una parte, ovvero dobbiamo spiegare molto bene che questa tratta, la numero 30, è la Calalzo Cortina. Calalzo Cortina, noi l'abbiamo potenziata, noi sto parlando di noi come provincia, Dolomiti Bus, Regione Veneto, Fondazione Milano Cortina, RFI, questo è un lavoro di concertazione, l'abbiamo potenziata con una corsa ogni mezz'ora. Che ovviamente... Perché ricordiamo che chi ha un biglietto olimpico per una manifestazione olimpica arriva in treno, scambia da rotaia a gomma a Ponte nelle Alpi, ma soltanto se ha il biglietto per andare a un evento olimpico. Se invece io voglio andare a Cortina a bere il caffè, non ci posso andare in auto, devo lasciare l'auto a Calalzo e prendere la linea 30, è corretto? Certo, o a Calalzo, a Longarone o in altre parti, basta arrivare col treno a Calalzo, lì si prende la linea 30, si paga 10 euro questo giornaliero, perché di fatto ti permette di viaggiare sulla tratta per tutto il giorno, paradossalmente, e quindi questa è la modalità che abbiamo applicato. Per compensare, soprattutto venire incontro alle esigenze di residenti, pendolari che quotidianamente utilizzano quella tratta e che non sono abbonati, perché gli abbonamenti ovviamente sono validi e non impongono l'ulteriore bigliettazione olimpica, noi abbiamo attivato 500 abbonamenti gratuiti da mettere a disposizione di queste persone. In più la provincia ha messo 10.000 euro per dei biglietti, e quindi ci sembrava che queste modalità fossero sufficienti per coprire. E invece no, da quello che noi abbiamo percepito dal territorio, io ho ascoltato i miei colleghi sindaci, insomma da quello che è emerso proprio partendo da questa tristissima vicenda, oggi ho firmato un atto per cui riattiviamo per i pendolari e per i residenti il titolo di viaggio normale, quindi la bigliettazione chilometrica che utilizzavano prima di questa modifica della linea 30 che è partita il 23 gennaio, ricordo, e si chiuderà il 17 di marzo. Siccome questo è un periodo molto lungo di quasi 2 mesi, penso che sia ragionevole aver adottato questa misura dopo aver fatto tutte le verifiche. È chiaro che questa comporterà qualche problema, forse anche dal punto di vista economico, insomma l'obiettivo è quello di venire incontro a queste esigenze, perché noi siamo convinti che non possiamo anche far passare il messaggio che le Olimpiadi vanno a penalizzare chi vive nel nostro territorio. Siccome tutti l'abbiamo detto che questa è un'opportunità che il territorio deve giocarsi al meglio, penso che questa situazione sia una situazione che noi avevamo il dovere di cercare di risolvere, e in questo modo qui, diciamo così, abbiamo superato tutti gli ostacoli.
Se non ci sono domande a studio, noi da Longarone avremo concluso e vi ridaremo la linea. Grazie a Fabio Fioravanzi in collegamento da Longarone con la collaborazione tecnica di Stefano Bossi. Grazie naturalmente anche a Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, per questo aggiornamento. Vorrei leggervi in conclusione anche quanto ha dichiarato l'autista, protagonista di questa vicenda. In un'intervista al Gazzettino ha detto: mi fa male il cuore a pensare cosa è successo, a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato, chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia. Ricostruendo l'episodio poi ha detto che il ragazzino era salito col famoso biglietto da 2,5 €. Gli ho detto, naturalmente l'autista che parla, che quello non era valido, che doveva pagare con il bancomat oppure avere l'abbonamento, e lui è sceso. È stata questione di un minuto. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Ben trovati nuovamente in diretta con Focus TG. Ci eravamo lasciati con Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, e adesso tra pochissimo ascolteremo Andrea Nardini, che invece è il presidente della provincia di Vicenza. La questione è il rischio di inquinamento delle falde nell'Alto Vicentino. Ci racconta tutto Daniele Garbini. Caso Silva è la provincia, non si placano le polemiche dopo il Consiglio provinciale di lunedì, partecipato anche da molte associazioni che chiedevano e assistevano all'interrogazione di 6 consiglieri di minoranza che chiedevano una presa di posizione, una sospensione delle procedure per l'autorizzazione all'ampliamento della ex Safford nei territori di Montecchio Precalcino. L'attesa è avere poi l'esito di quello che saranno le aree di perimetrazione delle aree di salvaguardia delle falde da parte della Regione, e per questo era atteso giovedì un consiglio regionale apposito. Purtroppo l'argomento è andato posticipato, ora si parla del 10 febbraio prossimo. È una situazione d'impasse dove da una parte il percorso autorizzativo è in capo alla provincia, ovviamente se arrivassero le aree di perimetrazione della Regione sarebbe diverso. Ecco, su questo abbiamo sentito il Presidente che ha una idea ben precisa. Ma io credo che la Regione come la provincia ha tutto l'interesse a tutelare la salute dei cittadini e lo sta facendo. Mi chiedo come mai le aree di salvaguardia arrivino così tardi e a ridosso di un caso specifico come la Silva. Forse sarebbe stato utile provvederci prima, così come è utile in questo momento affrontare un problema che è da anni, da decenni che ci portiamo dietro, che è quello che una città importante come Duoville non abbia ancora l'acquedotto. Su questo mi sento di potermi spendere a fianco del sindaco che dopo anni, dopo tante amministrazioni, finalmente sta affrontando seriamente questo problema. Però i problemi vanno affrontati in maniera seria, ascoltando i cittadini e raccontando la verità ai cittadini. La provincia di Vicenza non solo a slogan, non solo urlando, ma tutela la salute dei cittadini e dell'acqua pubblica da anni, essendo presente in tribunale contro la Miteni, coordinando i sindaci sui PFBA. Come è utile ribadire anche al signore dei comitati che urlava che noi abbiamo ricevuto sempre tutti i comitati quando ci sono presentati, quando la provincia era aperta, perché si presentavano in altre giornate, non era possibile farlo, anche quando non previsto come in conferenza dei servizi. Quindi siamo qua per essere a fianco dei cittadini e ora rinvieremo le osservazioni al comune di Montecchio Precalcino affinché tragga le sue deduzioni. Adesso parliamo della chiesa incompiuta di Brendola, che è l'opera più grande e misteriosa incompiuta d'Italia. Va verso la messa in sicurezza ora grazie a 520.000 euro stanziati dal Ministero della Cultura. Dopo 100 anni di attesa, la risposta al territorio per la valorizzazione della chiesa incompiuta di Brendola. Il Consiglio Superiore dei Beni Culturali ha infatti autorizzato un finanziamento pari a 120.000 euro destinato agli interventi di messa in sicurezza, recupero e valorizzazione dell'incompiuta. A renderlo noto è il deputato Silvio Giovine, che ha seguito l'iter interlocutorio insieme al sindaco. Il progetto di messa in sicurezza che servirà a rendere fruibile questa chiesa come rovina per eventi, manifestazioni, essere affittata per varie sfilate o convegni, in modo da farla vivere la cittadinanza e mantenere il ricordo storico di quei nostri cittadini che in anni difficili del dopoguerra hanno messo
tutti i propri averi per costruire quella che doveva essere il Duomo di Brembera. Si tratta di uno dei simboli più importanti dell'area berica e l'opera incompiuta più grande e misteriosa d'Italia, la cui costruzione iniziò nel 1932, mai portata a termine. È stata riconosciuta edificio di interesse storico-artistico con decreto del 2009. Ad oggi versa in condizioni critiche e necessita di un intervento di messa in sicurezza. Il progetto, elaborato dal Comune di Brendola in collaborazione con l'Università UAV di Venezia e con il supporto della Sovrintendenza di Verona, Rovigo e Vicenza, mira a conservare le caratteristiche di rovina dell'edificio, trasformandolo in uno spazio pubblico multifunzionale. Il costo complessivo stimato dell'intero intervento è pari a circa 3 milioni di euro. Adesso proseguiremo appunto grazie a questi finanziamenti con l'opera che è già in stato avanzato di progettazione esecutiva, e dopodiché contiamo di fare iniziare i lavori verso intorno al 2027. Allora, apriamo la pagina di politica a partire da quella regionale, perché a Venezia doveva essere la prima vera seduta del Consiglio regionale dopo le elezioni, ma di 16 ordini del giorno ne sono stati affrontati solamente 3. In aula è scoppiata una bagarre per vari motivi che scopriremo nel prossimo servizio. Avrà modo di rispondere e magari anche di ricevere il cuscino. La seduta è chiusa, grazie. È durata meno di un'ora quella che avrebbe dovuto essere la prima vera seduta dell'organo legislativo della Regione Veneto dopo le elezioni, ma è stata sciolta e riconvocata per martedì prossimo. Oggetto dell'ultimo scambio, al culmine di una bagarre che ha ulteriormente rallentato i lavori dell'Aula, l'assenza dell'assessora Venturini, che ha riferito ai volontari della Protezione Civile impegnati alle Olimpiadi di portare con loro cuscino e sacco a pelo, e la gag è presto servita. Credo che non sia rispettoso nei confronti del Consiglio, a pochi giorni delle Olimpiadi, con ciò che è stato riportato dalla stampa nazionale, che l'assessore Venturini non sia in aula per legittimamente condividere e rassicurare i consiglieri. Tra l'altro mi dispiace perché le avevo portato anche un presente, un cuscino come simbolo di l'ho qui, ma... Consigliere Montanari, ma ci fidiamo, non ci serve... Le avevo portato un cuscino all'assessore all'assessore Venturini. Così, insomma, però mi dispiace. Però... Io direi di evitare queste robe. C'è stato poi il tema del voto online, i sistemi davano problemi e il Presidente del Consiglio Zaia non ha nascosto il suo nervosismo. Io credo poco a questo sistema di votazione comunque. Non so chi se l'ha inventato. Risultato finale di 16 punti del giorno, appena 3 quelli affrontati in assemblea, non senza malcontenti. È vergognoso che si faccia un consiglio regionale dopo più di un mese di attesa dall'inizio dei lavori, che dura un'ora praticamente, per polemiche sterili sul funzionamento del voto elettronico, di fronte invece alle vere esigenze e priorità del Veneto. Pensiamo che il Veneto non ha ancora approvato un bilancio, quindi non sappiamo quali sono le risorse sul sociosanitario, sui trasporti e sulla casa, su tutte le altre priorità che ovviamente attendono la Regione Veneto. Una vera e propria farsa. Prima ancora di iniziare, quindi non c'entra nulla il problema che possono aver avuto i sistemi elettronici, il Presidente decide che si fanno solo 2 punti e si va via. Siamo di fronte a un Consiglio che vede Zaia che arriva e vuol stravolgere tutto per dire che lui è più bravo di quelli prima, cambia calendari, cambia giornate, cambia orari e alla fine le cose non funzionano. Rimaniamo a Venezia perché oggi in città, questa mattina, si è svolta la cerimonia d'apertura dell'anno giudiziario 2026. Non mancano gli spunti di riflessione e anche i problemi, soprattutto per quello che riguarda naturalmente la sede di Venezia. Ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Naturalmente ciò di cui si è parlato diffusamente è stata la questione del sovraffollamento delle carceri, ovviamente nella regione e quindi anche qui a Venezia. Ne ha parlato sia il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dicendo che non può essere
risolvere il problema dei suicidi, ovviamente riferendosi ai fatti più recenti, quelli avvenuti nel carcere di Padova, a dover risolvere il problema del sovraffollamento e citando numeri decisamente importanti. Sulla questione poi è anche intervenuto il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, il senatore Andrea Ostellari, che ha parlato di quanto appunto è stato fatto finora, ma soprattutto di quello che c'è da fare, indicando come importante il fatto che i detenuti debbano essere reintegrati e da qui si passa appunto attraverso il lavoro, perché ha detto il 98% di chi inizia a lavorare non reitera e non ritorna più in carcere. Ma sentiamo proprio le sue parole in merito alla questione del sovraffollamento e dei suicidi. Qui da Venezia restituisco la linea allo studio. Un pensiero al doloroso fenomeno dei suicidi. Il piano per la prevenzione, che coinvolge operatori delle discipline più vaste, continuerà con un'azione congiunta anche con le competenti istituzioni sanitarie regionali, che sono in costante contatto con il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria. L'azione continuerà con interventi adeguati, non solo finanziari, volti a sconfiggere un fenomeno che non va mai semplificato. È un fenomeno infatti che va affrontato su più livelli e in sinergia con le strutture specializzate in grado di supportare i dovuti interventi anche di carattere psichiatrico, sociosanitario. Approfitto qui per rivolgere un richiamo anche a quel senso della misura che tutti dobbiamo usare, dalle parole alle dichiarazioni, quando c'è di mezzo un atto così drammatico come quello del suicidio, che ha genesi complesse. A Venezia il 2026 sarà anche un anno di elezioni amministrative, si va al rinnovo del Consiglio Comunale ed è ufficiale la candidatura del senatore Andrea Martella a sindaco, a candidato sindaco per il centro-sinistra in città. Sento una grande responsabilità e quindi affronto questa sfida con umiltà, con il rispetto per la complessità di questa città e anche con la determinazione, assieme a tutti gli alleati, le forze politiche che mi sostengono, che si possa iniziare una nuova storia e che Venezia possa essere all'altezza di quello che è stato. È ufficiale, Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito Democratico, è il candidato sindaco di Venezia per il centro-sinistra. Una scelta condivisa, ha detto nel corso della conferenza stampa all'Anda di Mestre, e che lui sente come una grande responsabilità. Nel corso di questi anni c'è stata un'amministrazione, come ho cercato di dire, che ha registrato molti fallimenti e noi vogliamo cambiare rispetto a quello che c'è stato fino a qui. Nel rilanciare la necessità che Venezia acquisisca lo status di città a statuto speciale, Martella ha detto quali saranno le principali tematiche da affrontare subito, dallo spopolamento alla crisi abitativa, la sicurezza, il turismo. Questo tema dello spopolamento sarà una questione che dovremo affrontare e naturalmente per affrontarla bisogna avere delle politiche incisive che incidano sulla residenzialità, su un'altra economia che non sia solamente turistica. Per quanto riguarda la sicurezza, io voglio dire una cosa molto chiara: per noi la sicurezza è un diritto, come lo è il diritto al lavoro, come lo è il diritto alla salute. Deve essere un bene comune, deve essere un'esperienza che si vive e non deve essere uno slogan, come invece è stato nel corso di questi anni, sia per le responsabilità dell'amministrazione comunale sia per le responsabilità del governo, che ha fatto su questi temi molta propaganda ma pochi risultati concreti. Quindi noi la affronteremo seriamente, innanzitutto chiedendo più presenza e più forze dell'ordine nel nostro territorio e quindi parlando con il governo. Il turismo deve diventare un'industria intelligente, non impattante sulla città e sui cittadini, e quindi bisogna renderlo sostenibile, mitigarne appunto l'impatto e fare in modo che non sia l'unica economia della nostra città.
e ho anche detto che il contributo d'accesso non mi pare abbia dato risultati, non ha dato risultati in termini di regolamentazione dei flussi turistici. La coalizione composta da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Verde Progressista più Europa, Partito Socialista, Volt Venezia e Tua, Radicali, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in diretta con Focus TG. Oggi, 31 gennaio, è anche il primo giorno di Carnevale, che nel caso del Carnevale più famoso della nostra regione, quello di Venezia, è dedicato alle Olimpiadi. Ci colleghiamo con Lorenzo Maier per chiedergli un po' qual è il clima nel quale si sta aprendo questa kermesse che durerà per parecchio, come sempre. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Filippo, a te e ai nostri telespettatori. Sì, questa mattina già dalle 11, possiamo dire circa, i primi arrivi in Piazza San Marco, le prime maschere, soprattutto il parco già allestito, si attendono le maschere. La festa ha avuto già un suo inizio, il primo weekend, quello tra oggi e domani, solitamente ovviamente parte non con il pienone, ma in realtà invece l'avvio è stato molto promettente. Poi c'è stato diciamo così un ospite oggi, questa mattina in Piazza San Marco, non prevista, perché c'è stata un po' di acqua alta che è comparsa sulla piazza. Lo ricordiamo, ovviamente il punto più basso della città, il Mose ovviamente non è in funzione perché il livello di marea non lo necessitava, però è comparso un po' d'acqua che ha così anche, possiamo dire, in qualche modo divertito, comunque sorpreso i turisti e le persone, anche i veneziani, che transitavano per la piazza. Oggi le prime maschere, le prime iniziative alle 17, poi l'evento clou della giornata, il corpo di ballo, che si esibirà con i costumi storici, costumi d'epoca ovviamente noleggiati con tanti ballerini, un corpo di ballo alle 17 sul palco in Piazza San Marco, e questo corpo di ballo, oltre ad esibirsi, avrà anche il compito di far ballare coloro che saranno in piazza. Oggi ci sarà poi la selezione a San Giovanni Evangelista delle Marie del Carnevale, evento a porte chiuse. Ecco, oggi tra questa sera e domani sapremo le 12 elette a questo compito di ambasciatrici del Carnevale, e Carnevale che c'è ovviamente anche in Piazza Stareto a Mestre, in terraferma, con tanti spettacoli in tema delle Olimpiadi. Poi domani il classicissimo corteo della Pantegana, quindi primi eventi del Carnevale già numerosi, un programma già nutrito e anche un buon numero di previsioni di arrivi anche tra oggi appunto e il weekend, quindi una partenza che ha ottime prospettive, ottime previsioni. Grazie Lorenzo. Naturalmente continueremo a seguire il Carnevale di Venezia, a raccontarvelo anche nel corso dei nostri telegiornali. Ora parliamo di bullismo e violenze di vario genere sui minori, che sono i temi principali del progetto Space Boy, ideato da Davide Biscaro, che racconta in un libro e in uno spettacolo teatrale la propria vicenda personale, coinvolgendo adolescenti e genitori. In un anno e mezzo abbiamo visto 20.000 ragazzi e c'è bisogno proprio di cercare di ritornare ad essere una comunità, persone che si sostengono le une con le altre. Noi cerchiamo di costruire questo ponte tra queste due generazioni che in questo momento fanno fatica a capirsi, no? A comprendersi. In prima persona Davide Biscaro, lo Space Boy del suo libro e del suo spettacolo, porta sul palco una storia di sofferenza e di redenzione, aiutando tanti giovani di oggi ad esprimere quello che hanno dentro e gli adulti ad aprire cuore e orecchi ai loro bisogni. La storia era collegata alla musica, che era molto del mio genere, mi è piaciuto molto lo spettacolo. Mi è piaciuto molto il passo che Davide ha letto riferito a sua nonna, i ricordi che appunto ha ricordato anche attraverso le sue parole.
Quello che mi ha colpito di più è il modo che hanno utilizzato, che hanno sfruttato per intersecare diverse forme d'arte, perché utilizzare la moda, la musica, lo spettacolo, la letteratura per trasmettere questo tipo di emozioni è importante ed è una cosa che arriva direttamente al cuore di chi ascolta. È il modo in cui sono riusciti ad arrivare a noi studenti, a noi ragazzi, con questo argomento molto importante, in una specie di sensibilizzazione, e quindi mi ha molto colpito. Circa 700 studenti del Liceo da Ponte hanno assistito alle repliche mattutine al Teatro Remondini, preludio allo spettacolo serale. Ci sono tante situazioni piuttosto difficili che magari in famiglia fanno fatica ad emergere, e ecco che questi momenti servono per superare determinate situazioni e determinate difficoltà. Ragazzi che si mettono a far musica, chi dipinge, cerchiamo di farlo con l'arte, poi per situazioni un po' più difficili costruiamo dei ponti dal punto di vista psicoterapeutico con dei professionisti. Adesso si sono avvicinati i servizi sociali, visto i numeri che stiamo portando, e anche abbiamo molto sostegno da parte della comunità. Allora vi raccontiamo una storia curiosa, quella di un gatto nel pensionato Piaggi, una residenza per anziani di Padova. Lo ha adottato una delle ospiti e sono diventati amici inseparabili. Signore e signori, ecco Silvio, il gatto tigrato, amico inseparabile di Laura Minicizzotti, elegante e raffinata ospite del pensionato Piaggi, residenza, albergo per anziani di Alta Viteira a Padova, molto conosciuta in città perché presidente del Museo del Precinema di Prato della Valle e appassionata collezionista di lanterne magiche. Un incontro, quello tra il gatto Silvio e la signora Laura, che ha davvero cambiato la vita a entrambi, nato da un desiderio della signora che ha chiesto e ottenuto il permesso alla direzione della residenza. Silvio è stato adottato grazie al servizio veterinario dell'ULSS 6, non aveva una casa ed era guarito da una brutta frattura. Adesso Laura e Silvio sono inseparabili, vivono insieme, guardano la TV insieme, si fanno compagnia e si prendono cura l'uno dell'altra con tante fusa e tante coccole. E allora con il gatto Silvio si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta, come sempre a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e a seguire il notiziario di Vicenza e provincia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.